Saresti in grado di nominare 3 siti archeologici che si trovano all'interno del vostro comune o che avete visitato nel corso dell'ultimo anno in Sardegna? Se non vi vengono in mente subito è assolutamente normale, infatti la promozione del patrimonio culturale dell'isola è assolutamente legato al caso. Ci sono dei siti che sono ovviamente più promossi rispetto ad altri, soprattutto quelli che si trovano più vicini alle aree urbane o quelli che nel corso del tempo hanno ricevuto una maggiore promozione, e poi qua ci torneremo, mentre invece una serie di siti anche candidati a diventare patrimonio dell'UNESCO si trovano completamente abbandonati e privi anche di fondi necessari per mantenerli intatti e effettuare eventuali lavori di ristrutturazione e restauro. Il problema è affrontato oggi in un articolo che potete trovare su Sardegna che cambia a firma del giornale d'inchiesta Indip, che affrontando proprio il problema della promozione culturale nell'isola individua alcuni problemi. Infatti, parafrasando sempre un po' Orwell, che in questi casi ci aiuta a sintetizzare determinati comportamenti, tutti i siti archeologici sono uguali, ma ci sono alcuni siti che sono più uguali di altri. A fare la differenza di trattamento è l'entità dei finanziamenti che Stato e Regione destinano ai comuni, titolari di gran parte dell'immenso patrimonio. Il mancato investimento in cultura è un problema di tutto il nostro paese. L'Italia da circa 20 anni è uno dei paesi che investe meno in Europa per promozione culturale, nonostante l'enorme patrimonio artistico che il nostro paese possiede. Basti pensare che la spesa non supera lo 0,3% del PIL e corrisponde a poco più di 3 miliardi di euro. La regione Sardegna non è che faccia molto di più, perché nel 2024 ha investito 46 milioni e mezzo di euro per la valorizzazione di musei e beni culturali, appunto lo 0,5% del PIL della regione, ultima delle voci all'interno della legge di bilancio. Altro problema è poi il fatto che i fondi che sono destinati alla cultura, ai beni culturali e alla promozione del patrimonio archeologico non sono pensati per durare nel lungo periodo, ma sono estemporanei e non bastano a coprire le spese di gestione di numerosi siti archeologici che ovviamente per essere fruibili devono rimanere aperti, devono essere affidati a guide turistiche, a persone che si occupano della promozione, della cura, della pulizia anche banalmente di determinati siti archeologici. Sempre secondo i dati riportati da Indip, il 65% dei musei che si trovano in Sardegna sopravvive con meno di 5.000 visitatori all'anno, e questo però avviene anche in aree a forte vocazione turistica, sottolineando il fatto che il problema è soprattutto la promozione, l'individuazione quindi di percorsi museali, di percorsi itinerari turistici archeologici che possono permettere quindi di far conoscere anche a zone del territorio che non si trovano all'interno dei consueti giri culturali. Ad esempio Cabras, col suo museo che ospita i giganti di Montebrama, nell'ultimo anno ha staccato 42.000 biglietti, mentre il museo archeologico di Oristano, che si trova a neanche 20 km di distanza, ha staccato appena 6.500 biglietti. E ovviamente un problema di promozione, un problema di fare biglietti coordinati per permettere quindi a più musei di riuscire a lavorare allo stesso tempo, sfruttando anche l'effetto calamita che determinate zone, basti pensare ad esempio appunto ai giganti di Montebrama o alla Reggia di Barumini, per restare nei nomi più famosi tra i siti archeologici, possono dare anche ad altre zone del territorio. Il paradosso più grande è il fatto che la Sardegna ha candidato 66 siti archeologici tra Domus dei Gianas, Nuraghi e Tombe dei Giganti alla World Heritage List dell'UNESCO, ma gran parte di questi siti esistono ma non sono fruibili perché nessuno li gestisce. Non esiste una cooperativa, non esiste un progetto comunale di rilancio, non esiste una mappa se non la cartellonistica stradale nel momento in cui ci si avvicina al sito archeologico che possa dire qua si trova un bene culturale da poter visitare, e non si sa in molti casi neanche se si può visitare con una persona che spieghi effettivamente di che cosa si tratti, perché non tutti possiamo essere laureati in archeologia e non è detto che le voci di Wikipedia ci siano per ogni bene culturale che esiste in Sardegna. Quindi in conclusione un problema che, se siete interessati, potete approfondire all'interno dell'articolo, che è molto lungo, cerca di elencare gran parte dei casi più emblematici appunto di abbandono da parte della regione, da parte dello Stato, di beni turistici che sono affidati a cooperative che devono fare i salti mortali per riuscire a tenere aperti dei musei che però non riescono a ospitare un gran numero di turisti. E voi direte ma magari la gente
non ci va perché non è interessata, ma come puoi essere interessato a qualcosa che non conosci, a qualcosa che non viene promosso? E poi bisogna pensare soltanto ai turisti, non si può pensare anche a far vivere determinati musei tutto l'anno, far visite guidate, progettare eventi culturali, spettacoli, cercare anche di promuoverlo soltanto tra le persone sarde, tra le persone che dovrebbero conoscere bene il loro territorio e scoprire anche buona parte della loro storia. Queste sono le grandi domande quando si parla di promozione turistica, perché se è vero che l'isola e anche l'Italia in generale, se vogliamo ampliare il nostro discorso, è ricco di patrimonio culturale, questo sembra essere alle volte più un peso, un fardello da voler eliminare piuttosto che una risorsa da saper sfruttare. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di lunedì 26 maggio. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'Insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani dell'isola e vi racconta le notizie più importanti che riguardano la Sardegna. Un buongiorno anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Calaritana che ci possono seguire in FM in radio oppure in streaming sul sito di Radio Calaritana. Se volete, queste e le altre puntate sono sempre disponibili sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Sono sicuro che oggi al mattino, quando vi siete svegliati, speravate di trovare l'ennesima polemica sulla sanità in Sardegna, e perché non legata anche alle ultime dichiarazioni dell'assessore alla sanità Armando Bartolazzi, perché purtroppo dobbiamo registrare l'ennesimo scivolone da parte dell'assessore in alcune dichiarazioni sulle cure oncologiche. Infatti leggo dal virgolettato attribuito appunto all'assessore nell'articolo sull'Unione Sarda pagina 5 a firma di Alessia Carta: alcune terapie, ha detto l'assessore, non possono essere date ai pazienti di 80 anni, e lo dico sebbene a quell'età mi stia avvicinando anch'io. Come sempre il problema poi esula dal merito delle cose che si dicono, perché in politica in generale conta molto più come si dice qualcosa che effettivamente il pensiero che sta dietro un determinato ragionamento, perché in fretta lo staff di Bartolazzi ha cercato di mitigare il problema spiegando che la regione non ha i fondi a sufficienza per erogare a tappeto certi farmaci e quindi la scelta da fare è puntare sempre più decisamente sulla prevenzione, ma appunto sappiamo bene che quando uno staff deve poi cercare di aggiustare il tiro dopo le dichiarazioni di un assessore, di un politico, vuol dire che qualcosa appunto non è stato detto nel modo corretto, ed infatti così non è stato, ed è un peccato che temi così delicati, temi così importanti e cruciali per la salute di così tante persone vengano poi banalizzate, ed è lo specchio di una sanità sarda che dall'assessore a scendere manca di una totale progettualità. Queste dichiarazioni sono emerse nell'incontro che si è svolto giovedì al convegno di Federsanità, in cui si è parlato dello sbilanciamento dei costi nelle cure contro il cancro, perché in Sardegna la spesa per gli enti tumorali sta crescendo più velocemente rispetto ad altre zone d'Italia e si pagano molto di più determinati farmaci rispetto alla media nazionale, anche se la situazione, meno male, negli anni è abbastanza migliorata. Ed è durante questo incontro che si registrano appunto le dichiarazioni di Bartolazzi, che ha parlato dell'aumento dei costi dei farmaci. Ci sono alcune cure che arrivano a costare circa 300.000 euro, addirittura esiste una puntura, spiega l'assessore, che costa 1.800.000 euro, e a fronte di costi così alti, ha spiegato l'assessore, al paziente di 80 anni alcune terapie non si potranno più dare, ed è un discorso orrendo farlo, perché si basa la salute soltanto su un tema di economicità, appunto, e soprattutto in una fascia di popolazione molto fragile, e che tra l'altro è quella maggioritaria nella popolazione sarda e che diventerà sempre più maggiore visto che i figli non se ne fanno più, le persone invecchiano sempre di più, di conseguenza sarà quella la fascia che dovrà essere poi interessata maggiormente alle cure. È sempre il solito discorso: più aumentano i problemi, più dovrebbero esserci investimenti in un settore, più si va a vedere soltanto qual è la spesa nel portafoglio ed eventualmente poi quale sarà l'impatto. È un discorso quello delle cure soltanto alle persone che hanno più possibilità di vita in avanti, che si fa soltanto durante momenti di estrema emergenza, si era fatto anche durante il periodo del Covid, ma che non può essere assolutamente portata avanti in un periodo di ordinaria amministrazione, se così possiamo dire. Insomma, l'ennesima polemica legata a una sanità sarda che non funziona, l'organizzazione, il modo con cui si gestisce la sanità in Sardegna non funziona, ed è emblematico il fatto che dopo la nomina di commissari straordinari i lavori e le nomine successive all'interno delle stesse ASL ancora
ancora non sono state messe in opera e tutto è ancora bloccato. Tutto questo mentre l'emergenza all'interno dei reparti degli ospedali aumenta, mentre la medicina territoriale è sempre più in difficoltà e gran parte del territorio si trova tagliato fuori dalle cure, con numerose persone che sì, ormai non si curano più, non prendono più i farmaci, ma non perché lo ipotizza l'assessore per una semplice riduzione dei costi, ma perché banalmente costano troppo ai cittadini nel privato e il pubblico non offre un servizio minimamente efficiente. Nella giornata di ieri si sono tenute le elezioni amministrative in buona parte d'Italia, però in Sardegna deve ancora arrivare l'appuntamento più importante, perché si andrà anche al voto a giugno e tra i comuni più rilevanti c'è anche il comune di Nuoro, che quest'anno assume una centralità maggiore perché è anche il comune della presidente di regione, dove Alessandra Todde ha provato a ripetere lo schema di gioco che l'ha portata a febbraio dell'anno scorso a diventare presidente di regione, ossia inserendo all'interno del campo largo una guida di un esponente del Movimento 5 Stelle, Emiliano Fenu in questo caso, già deputato per il Movimento 5 Stelle e che appunto verrà candidato per il comune nuorese. La scelta di Fenu ovviamente, come abbiamo detto anche prima, è stata fortemente voluta da Alessandra Todde in modo tale da marcare sempre di più la sua zona di influenza all'interno del territorio nuorese e la presenza in più occasioni della presidente Todde a eventi che si svolgono proprio a Nuoro, anche eventi culturali, di tradizione eccetera, vogliono proprio indicare la volontà da parte della presidente di regione a costruire comunque un nuovo legame con la città di Nuoro dopo che è diventata presidente di regione, a fronte anche delle polemiche, delle accuse che le erano state fatte di essere poco sarda, queste alcune delle voci di corridoio che siano rincorse durante il periodo un anno fa della campagna elettorale, voci che Todde vuole smarcare e ha smarcato abbondantemente nel corso di questo mandato, cercando proprio di ribadire quel concetto di sardità che in molti le contestavano. Ma tornando alla politica, tornando ai numeri che difficilmente sbagliano, l'aumento di consenso di buona parte delle liste all'interno del campo largo sicuramente tranquillizza la coalizione, ma il fatto che il Movimento 5 Stelle rimane fermo per quanto riguarda la percentuale di consensi sia all'interno del capoluogo nuorese sia in generale all'interno della regione. È soltanto una vittoria di Fenu, magari anche al primo turno, e magari anche un aumento di voti da parte del movimento potrebbero quindi lasciare andare via tutte le nubi che si stanno in questo momento accalcando intorno al comune barbaricino, perché se è vero che da Nuoro passa buona parte del capitale politico di Todde, è anche vero che si tratterebbe eventualmente della prima sconfitta del centrosinistra da quando la presidente di regione è in carica, e si vuole evitare effettivamente che all'interno di un comune così importante si possa registrare la prima sconfitta del campo largo. In tutto ciò, e chiudiamo anche la nostra pagina dedicata alla politica, il Partito Democratico cambierà segretario. Piero Comandini, attuale presidente dell'Assemblea regionale, infatti dovrà essere sostituito per incompatibilità proprio con la carica istituzionale di presidente del Consiglio regionale, e attualmente l'unico candidato è Silvio Lai, attualmente parlamentare e che aveva già ricoperto la carica precedentemente di segretario del Partito Democratico sardo. Una sostituzione che potrebbe portare anche dei cambiamenti nel modo con cui si portano avanti determinate trattative all'interno del campo largo, e che potrebbero anche cambiare l'approccio del primo partito della coalizione all'interno del campo largo nella gestione dei temi più scottanti all'interno dei dossier che ci sono in regione. L'estate ormai in Sardegna è alle porte, lo sottolineano anche gli articoli a pagina 2 e pagina 3 della Nuova Sardegna firma di Massimo Secchi, che raccontano dell'aumento dei numeri in questi mesi di avvio della stagione estiva nelle spiagge soprattutto del Nord Sardegna e non solo. Però con l'arrivo della nuova stagione ci sono anche divieti, nuove regole per quanto riguarda l'accesso alle spiagge. Li riporta oggi Caterina De Roberto, pagina 7 sull'Unione Sarda, parlando dei limiti soprattutto in Gallura per quanto riguarda gli ingressi determinati spiagge e al divieto di portare ombrelloni, zaini, borse e frigo nel tour delle isole Maddalenine. Questa infatti sarà l'ultima settimana di accesso libero alle spiagge di Rena Bianca, a Santa Teresa di Gallura e a Brandin, lui imposto a San Teodoro, e queste nuove norme che appunto serviranno per cercare di tutelare maggiormente il patrimonio ambientale che c'è nell'isola entreranno in azione dal 1 giugno con il numero chiuso e l'obbligo di prenotazione per accedere alle spiagge. Questa decisione segue anche la polemica che c'era stata nelle scorse settimane da parte
del comune di Olbia di vietare le rocciate sull'isola di Tavolara, soprattutto durante i mesi estivi, che poi aveva portato a delle rettifiche. Insomma, comunque si stava cercando di limitare l'accesso all'isola durante la stagione estiva per evitare affollamenti, per cercare di tutelare comunque i beni turistici. Sempre nel nord Sardegna si potrà accedere in alcune zone soltanto, quindi con dei piccoli zaini, non si potranno portare, come detto, ombrelloni, borse frigo, giochi gonfiabili. Tutte norme che sono state accettate anche dai 16 imprenditori che hanno a disposizione le 27 motonavi per un potenziale di 4.200 passeggeri al giorno a pieno carico, che porteranno turisti a visitare appunto delle spiagge tra le più belle del Nord Sardegna. Ci sarà, come detto, il numero chiuso a San Teodoro con il pagamento di un ticket che va da 1 a 2 euro per i turisti. I residenti invece potranno prenotarsi gratuitamente, e un numero limitato di persone con un ticket da 3,50 euro, eccetto i residenti, ad esempio per l'accesso all'Arena Bianca di Santa Teresa di Gallura. Scelte che possono far storcere il naso a chi è abituato ad andare nelle spiagge, piantare l'ombrellone e vivere così le proprie estate, ma l'aumento dei flussi turistici, l'aumento di persone che già da altre parti dell'isola si recano poi quotidianamente all'interno delle spiagge più rinomate necessitano quindi di scelte diverse rispetto agli anni scorsi per cercare di tutelare un bene come la spiaggia, che è tra le cose più fragili che ci siano nell'ecosistema marino. Ed ecco, quindi benvenga anche queste scelte per cercare di far fruire a tutti dello stesso bene e farlo durare nel corso degli anni. E questa era la nostra ultima notizia per oggi, la prima puntata della settimana, e se volete domani l'appuntamento torna a partire dalle ore 8 su Radio Calaritana e quando volete sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Noi come sempre quindi ci sentiamo domani, un saluto da parte mia, da parte di tutta la nostra redazione, e passate una buona giornata e un buon inizio settimana. Ciao! Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.